La prova scientifica è il cardine in un procedimento penale per il semplice fatto che l'operatore di polizia scientifica cristallizza l'opera del criminale, quindi è importantissimo ai fini di una valutazione di ciò che è successo che ci sia un'esatta percezione da cristallizzare e portare in dibattimento. Ovviamente cercare nella polizia scientifica la soluzione di tutti i casi è impossibile, ma molte volte cristallizzando e operando bene fin dall'inizio è molto facile trovare chi è stato a commettere un delitto. L'operatore di polizia scientifica ha necessità di avere degli strumenti molto semplici, per strada non possiamo avere apparecchiature complesse. Allora cosa succede? Che se allora il caso è stato fatto bene, è stata fatta un'ottima scelta delle cose da analizzare, con la nuova tecnologia è possibile rivalutare prove antiche e così prendere un'impronta digitale che è stata presa bene allora, rimetterla all'interno di un computer con i nuovi strumenti permette poi di scoprire e dare un nome a quell'impronta. La polizia scientifica ha degli strumenti che li mette a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma dico anche io della difesa. A noi non interessa trovare un colpevole, ma interessa trovare il colpevole, quindi diamo tutti quegli elementi che poi vengono dati all'autorità giudiziaria e agli inquirenti per scoprire chi è stato. Diamo tutti i puntini possibili e immaginabili che poi vanno uniti in un disegno dall'autorità giudiziaria in dibattimento.